Beh, come si dice in certi casi, piove di mali cristiani in questo momento. Per fortuna c'è qualcuno che insomma mi potrà informare sull'andamento meteorologico dalle sue parti per telefono. Pronto? Con chi parlo? Oh signora. Buongiorno, chi? Signor Famosa? Sì, sono io, signora, mi dica immediatamente. Mi hai riconosciuto? Ho avuto qualche dubbio. Per un attimo, pensavo fosse. Vieni qua, Sofiella, vieni qua, vieni. Signora, guardi, c'è un temporale fuori. Vieni qua, non escere che c'è temporale. Vieni qua, non escere, vieni qua. Faccia entrare immediatamente la bambina, perché c'è un temporale veramente devastante. Vieni qua, entra, lo poso sul pallone, vieni qua, posalo. Ma che sta la bambina ci sto imparando a palleggiare. Ma a palleggiare? La bambina è piccola, signora. Ma poi c'è anche. Si può trovare, scusi, oggi tutte le ragazze cercano di fare le veline per sposarsi con i cacciatori. E invece faccio il contrario, ci posso fare la cacciatora alla bambina e poi casomai si marita con un velino. Ma signora, la smetta, c'è brutto tempo, giocare a pallone a questa età è anche pericoloso. Non sarà bestia del mio cugino Ignazio, ma che fa? Cretino, è veramente bestia, cioè non è in casa. Scusi, non è in casa. No, è veramente bestia Ignazio. Stai tornando, quando vuoi catturare questo elefante, Prego? Quando vuoi catturare questo elefante. Ma che cattura? Quando si ride, non guarda che c'è un elefante a Catania. Ma sì, è una trovata così pubblicitaria probabilmente. Non l'ha trovato completamente. Ancora se l'avevo trovato non l'ho chiamato già. No signora, ma lo faccia rientrare al più presto. Ha per caso il suo numero del cellulare? Lo chiamiamo, magari glielo diciamo. Non ha un cellulare. Ci telefonavo a alla casa del signor Castiglia. Ci ha telefonato un amico suo che c'è un macello abusivo. Signora, ci disse mare se eravamo fra 2 ore arrivo con un elefante. Non si dicono queste cose, signora. Come non si dicono? Macello abusivo, dica. Ma lei lo sa quando canne ci esce con un elefante? Ho capito, signora. Lei lo sa quanto zuzzo si può fare con un elefante? Signora, è una specie. Con l'orecchia del porco si fa un chilo di zuzzo. Signora. Con l'orecchia dell'elefante quanto zuzzo si fa? Non ne ho idea, dovrei chiedere a un macellaio, però non credo che sia lecita questa cosa, signora. Perché scusa, l'elefante a lei non ci piace? No, non l'ho mai mangiato, non so, lei ha mai mangiato l'elefante? Sì, abbiamo mangiato tutto cose, scursore, ma che schifo! Guardi che io la carne d'elefante non l'ho mai mangiato, non credo tra l'altro sia lecito mangiarla. No, non è illecito. No, assolutamente no. È vietato? Credo proprio di sì, signora. Non è scritto, scusi, che è vietato mangiare la carne dell'elefante. Mamma mia, ma poi guardi, non lo so immaginare, insomma, veramente. Ma lei immagino l'elefante alla pizzaiola, che bene, ma signora, ma mi fa impressione, ma la vuole smettere? Cioè lei la carne di cavallo se la mangia, la carne di vitello se la mangia, da puretta, da iardina, se la spuppa. E l'elefante no? Ma guardi, signora, l'elefante è ma allora scusi, che vuol dire che la gallina che è figlia della gallina bianca? Nel caso. Scusi, nel caso della gallina credo proprio di sì, però insomma, l'elefante dico che è tanto, se permette, mi fa impressione. Scusi, che grosso? Anche la mucca è grossa, che vuol dire? Ma non quanto un elefante, è più grosso del mucco, la mucca è più grossa signora, del mucco, no? si mangi quello che vuole, per favore. Oh, Ignazio, si stai ascoltando? Un poco di filetto dell'elefante lascialo per la bambina. Ma no, ma signora, Sofiella, te lo mangi il filetto? Ascolti. Amore, te lo mangi il filetto, Sofiella? Signora, la bambina a quest'età la bambina al massimo può mangiare un po' di carne omogeneizzata, signora. Vieni qua, posilo, quel puppo, posilo. Signora, quel puppo nel friggidere, ascolti, è pericoloso, non faccia aprire il freezer alla bambina. Non lo faccia. Il frigorifero. Ma signora, non lo faccia. Vivo, vieni qua. Ma non lo faccia aprire, è pericoloso. Non ci dare morsi, vieni qua. Ma è pericoloso, signora. Può rimanere. Non ce l'hai i denti, vieni qua, non ce l'hai, ancora sei piccola, c'hai 44 giorni. Signora, ma mi sente? Scusa, la bambina. Oh, sono io. Ascolti, la bambina ha 44 giorni, deve mangiare al massimo del semolino, al massimo la farina lattea, signora. Ignazio, 44 giorni già se l'ho mangiata la salata di puppo. E per questo è bestia, Ignazio, signora. Ma che sta dicendo? E per questo se n'è andato a cacciare l'elefante, Ignazio. Signor, se n'è mai chiesto perché. Ma che fotte, signora. No, io non me le fotto, signora. Io mi curo invece della salute e del benessere, soprattutto della piccola Sofia. 44 giorni, lei fa aprire alla bambina il frigorifero, fa tirare fuori il puppo, signora, non va bene. La bambina è autosufficiente, capito? La bambina è autosufficiente. Ma a 44 un sacco di cose, sa per trovare la televisione. A 44 giorni. Si deve mettere l'acqua nel frigo da stire a vapore. Che cosa? Signora! Ma sta scherzando? Non sto scherzando per niente. Ma signora,
signora, il ferro da stiro magari giocattolo, ma sopra i 3 anni. Vieni qua, Sofiella, facciamo le cazzicatumbole, vieni qua. Attenzione, è pericoloso, signora. Il collo è delicatissimo a 44 giorni, signora. Pronto? Collo. Signora, la già si bombona dalla cannalora dei ranoti. Ma signora, ascolti. C'ha un collo che pare Rottweiler. Allora, signora, anche se avesse il collo come il Rottweiler, è ugualmente delicatissimo a 44 giorni. Signora, faccia attenzione, cioè anzi. Scusa, non è che lei è delicato. No. Scusa, non ho capito. Lei la picchia sopra lei. Ma è così. È lei che è delicato. Ma non sono io delicato, è così. Lei che è tranquilloso. Signora, ascolti, è la norma. No, non è la norma è camoleggiana e no, signora, ascolti, è la norma, capito? Cioè il fatto che il collo sia delicato a 44 giorni è la norma. Ma perché vieni qua, intuppiti la ricchi. Ma che intuppiti la ricchi, signora, a 44 giorni neanche capisce quello che dico. Vuoi addormentare? Ma che cosa? Vuoi dormire, Già? Vieni qua. Ma come fa a capire che vuole dormire? Succhi di prosecco. Ma che si succhi il prosecco? Signora! Sai come? Bella papera. Signora, la bambina al massimo una tisana alla camomilla, signora. Tisana alla camomilla. Vabbè, signora. Ma che prosecco? Io non ci darei, mai ci darei alla bimba una cosa che a me non mi piace. Certo. Alla camomilla, che viene da sconcertare. Ma sì, signora, ma guardi che ma che succhiti il prosecco? Quella bottiglia, lasci, quella è del papà, vieni qua. Ma che cos'è? Gecchi Deni. No, signora, non gliela faccio toccare. Non gliela faccio toccare. È un whisky, signora, è un whisky, non glielo faccio toccare. Giacomo Daniele. Non è Giacomo e Daniele, signora, è un whisky. Ma non glielo faccia bere, ma non gli faccia bere neanche. Vuoi assaggiare? No, signora. No, un dito solo, signora, ma neanche un unghio. Signora, ma che succhiti il jack? Ma che cosa, signora? Ma che succhiti il jack? Oh, va bene. Che ruttino? No, che ruttino. Signora, la prego. È questo? Signora, il rottino è. ascolti. Io partivo un'onda al contrario verso il largo, partivo un'onda verso il largo, al contrario. Non ne hai visto mai. Non è un'onda anomala qui. Un'onda animale. Un'onda animale, esatto. Ma la saluto, lei se lo deve aspettare. Devo addormentare che sta battendo cabanne da bagno. Beh, certo, dopo. No, ma gli ha dato anche il prosecco. Certo, ammascavo, capito? Dopo io danno, che ammascavo. Signora, Ignazio, non ti ritirare tardi, porta il filetto dell'elefante, lo senti? Già, signora, la smetta, per favore, la testa dell'elefante, non aiutare! No, con anno, sa spuppa! Che schifo, signora, la smetta, pronto!